Bene, è con noi il dottor Nicolas Capossiena. La sua relazione, almeno ai miei occhi, appare un po' particolare e straordinaria. Il titolo è interessante, una mappa per orientarsi nella vita, cioè in qualche modo come lasciarsi guidare per stare in equilibrio. E il curriculum del dottor Nicolas Capossiena poi è particolare. Esperto di scienze della nutrizione, comunicazione, analisi delle risorse e poi anche formazione aziendale, però una cosa straordinaria sono le ricerche alla comprensione dell'energia umana, sulla comprensione dell'energia umana nel sostenere l'individuo durante il suo processo per arrivare a quello che chiamiamo l'equilibrio psicofisico. Quindi è un tema anche questo straordinario che si colloca bene all'interno del convegno di oggi. Ecco, allora è necessario, come dicevo io all'inizio salutandovi, proprio un salto di visione per riacquistare realmente quella che è la nostra natura, che poi l'analisi della natura ci rimanda, abbiamo visto di cosa siamo fatti. Ricordo, ecco, mentre stavo parlando, mi è venuto in mente un fisico, direi che forse da un punto di vista teorico oggi è il fisico più in vista a livello mondiale, Paul Davies, che ha parlato del corpo dando questa definizione: è un fossile cosmico vivente. Questa immagine del corpo è molto bella, è fossile cosmico vivente, ci rimanda al fatto che noi siamo natura, a cui si è aggiunto, se crediamo alla Bibbia, un effeta, no? Un quid novi, che ci distingue, no? E ci porta a un livello capace anche di riflettere sulla natura, che però, come dire, è quella che ha partorito noi stessi. Quindi riconciliarci con la natura è oggi un processo, come dire, che non si può alienare, indispensabile. Il problema è farlo in tempo, prima che questo antagonismo tra natura e cultura produca dei drammi che saranno poi dolorosi poter affrontare e poter superare. Quindi è un invito veramente a questo salto di visione e quindi anche di azione, di cose che dobbiamo fare. Prezioso a quello che sarà la conclusione del convegno, questa tavola rotonda dove molti relatori si aspettano sia di rispondere alle vostre domande che magari completare qualche ragionamento. Volevo dire che da un punto di vista storico, cioè parlo di questo momento, questa esigenza di cambiamento, che non è un cambiamento risolvibile con quello che viene chiamato in politica le riforme. Personalmente sono del parere che questo sistema non sia riformabile. Questo sistema deve essere radicalmente cambiato. Quando si parlava di nuova visione del mondo, però ci sono già elementi che predittivi di questa possibilità. Non solo c'è molto scontento, non solo c'è molto disagio, e il disagio è quello del vivere, di un vivere che non è più soddisfacente, ma non parlo di chi ha esigenze straordinarie, parlo della vita comune. Però appunto elementi che si contrappongono a questa, io l'ho chiamata normalità che uccide, questa nostra normalità che ci spinge in situazioni di disagio costante, si stanno manifestando. Uno, per chi non ha avuto questa notizia, non ce l'ho nemmeno io così precisa, va nella direzione che vi sto per annunciare, e in Italia molti medici, presi dall'atteggiamento riflessivo e di verifica del loro operato e dell'operato della medicina ufficiale, ancorché prima accademica, stanno abbandonando l'ordine dei medici. Si parla già di una qualche decina di migliaia, e che è significativo, che escono da un ordinamento che ingessa la medicina, la rende stereotipata, la rende sempre più distante dal soggetto e dalla soggettività e quindi dalla molteplicità delle espressioni dei soggetti. È una cosa estremamente importante. Poi se il dottor Capossiena mi lascia allora mezzo secondo per chiudere, vi volevo anche annunciare qualche cosa che ho visto che sul Deplia c'è e mi riguarda.
c'è il fatto che io sono stato nominato, ma non lo dico per narcisismo, ma c'è scritto segretario generale dell'Università Internazionale delle Nazioni Unite per la sede europea, e noi l'altro giorno come Università Internazionale delle Nazioni Unite abbiamo deciso di attivare un master dal titolo Medicina, Medicine, cioè ripercorrere tutta l'avventura umana da quando l'uomo ha messo a piede sulla Terra in merito alla salute e ai sistemi di guarigione. E credo che questo sia, come dire, un elemento estremamente importante, controcorrente, che annuncia anche una nuova epoca anche dal punto di vista della cultura e dell'insegnamento a un livello superiore come quello delle università. Pronto? Ok. Ciao a tutti, ringrazio Francesca per avermi invitato. Sono concordo con il professor Spano riguardo alla qualità di questo convegno, i relatori precedenti sono stati fantastici, veramente commoventi come sacrificano la loro vita alla luce e alla verità. E chi va verso la verità non può che incontrare resistenza. Quando fai qualcosa hai 3 persone contro, chi non fa niente, chi fa la tua stessa cosa, al contrario, e chi assolutamente non vuole che tu cambi il mondo, che tu cambi qualcosa, perché il potere è gerarchico e piramidale e non vuole assolutamente essere cambiato. Perciò quando fai qualcosa di giusto, devi sapere, devi capire e devi accettare e non ti devi neanche arrabbiare, che otterrai resistenza. L'energia stessa della vita è una resistenza. Si ottiene energia attraverso una frizione. Se non c'è una frizione, se non hai un opposto, non ti puoi muovere. Perciò l'energia cellulare è una frizione. Hai qualcuno contro, va bene, fa parte del gioco, è tutto duale. Non puoi non avere un nemico. Non è possibile. È un maestro incredibile. La cosa che non devi fare è che non devi dargli energia. Qualsiasi tipo di organizzazione hai, di azienda hai, avrai sempre un concorrente che ti stimola o che ti imita o che ti dice o che ti fa qualcosa che non va. Lo elimini, ne viene fuori un altro. Lo elimini, ne viene fuori un altro. È come il film Matrix, Mr. Smith. No? Quello lo fa secco, e quello ne rinasce un altro. È pazzesco, è biologico. Non può esistere se non è un tuo posto. Non esisteresti neanche tu. Allora cosa fare? Osservarlo. Non pensarti, osservati. Osservarsi è diverso che pensarsi, perché sostanzialmente non siamo nient'altro che consapevolezza. Non siamo nient'altro, non sei quello che... No? Non siamo assolutamente i nostri pensieri, ma siamo qui per vedere un film. Che film stai guardando? Stai guardando veramente il film della tua vita? Puoi fare anche un viaggio in una nave da crociera a 5 stelle. Hai fatto un viaggio, ma alla fine niente di trascendente, niente che ti ha cambiato, niente che ha trasformato la tua essenza. Dormi come prima. Il punto è guardare nella tua direzione. È veramente vedere o non vedere. Questa è la questione. Vedere nella longitudine, latitudine, e dico veramente stellare, dove tu devi guardare. Perché solo così si sveglia il passeggero. Il passeggero che c'è dentro di te, che viene guidato attraverso il monopolo magnetico che si trova qui all'altezza dello sterno, ha un movimento specifico. Per poter vedere si tratta solo di non tenere, di non usare il controllo con la mente. Il controllo è la più grande illusione. Qui vedete 2 personaggi, no? Obama e Steve Jobs. E abbiamo delle caratteristiche, abbiamo 2 primi soggetti del disegno umano, della tipologia, che sono i 4 manifestatore, riflettore, generatore e proiettore. Con questi 4, ognuno di voi appartiene a una di queste tipologie. Poi ognuno di questi tipi, ce ne sono sottotipi infiniti. Ognuno di questi 4 soggetti hanno un movimento specifico nella realtà. E c'è un posto, un luogo, dove queste biologie, tradotte in un corpo grafico, dove loro possono sentire se sì o no. Perché tutta la vita, in sostanza, è fare una scelta. Fare una scelta
consapevole che è quella giusta. Le offerte sono tantissime, cosa comprare, con chi uscire, che lavoro fare, che viaggio fare, che cibo mangiare. Sono infinite le possibilità. Le vuoi scegliere con la mente? Sappiamo bene che non funziona. Abbiamo già provato. La mente ti dice sì, ma poi il corpo te lo dice no, che non digerisci, non hai avuto piacere, no? Sei stato, ti senti frustrato, se sei un generatore. Se sei un proiettore ti sentirai amareggiato, se sei un manifestatore ti sentirai arrabbiato e se sei un riflettore come Michael Jackson ti sentirai disilluso. Questi sono i 4 grandi sentimenti umani che attraversano la nostra biologia. E c'è una modalità per poter evitare tutto questo, assolutamente. Quando ho conosciuto il disegno umano 12 anni fa, ok, ho compreso che quest'essere era la continuità del Vetruviano di Leonardo, che quel Vetruviano passava il testimone a questo essere a 9 centri. E fu immediato per me l'impatto. Infatti c'è la possibilità di fare la vostra carta, tra l'altro in maniera gratuita, sul sito womandesignitalia.it, sulla sinistra è scritto calcola la tua carta, lì potete scaricare la vostra chart e cominciare a vedere in che tipo di veicolo vi siete incarnati, come state viaggiando nella Matrix, dove state andando e come vi muovete. Sostanzialmente è come fare le scelte e vedrete che se avete un tipo di caratteristica che sarà chiaramente diversa dagli altri, avete la possibilità coscientemente di sentire nel corpo, attraverso l'indicazione del corpo grafico, qual è la sensazione che vi dice sì o no. A volte dico è meglio non saperlo, perché prima no, avevo l'alibi che potevo fare tutte le cavolate che volevo, e allora non sapevo, ma adesso che lo so, abbandonare la mente, il controllo della mente che ti dice così, no? Che ti vuole far fare una cosa, ma poi senti dentro il corpo che è la vera scelta consapevole, etica, genetica, l'etica dei geni. Sentite la parola, etica, l'etica dei geni. I geni sono archetipi, i geni sono archetipi codificati. Perciò quando noi siamo allineati alla nostra natura, il nostro potenziale archetipo prende forma. Tutti dentro l'essere, nel nostro DNA, siamo veramente degli dei. Cosa fa? Cosa fanno gli dei? Gli dei creano qualcosa che fa la differenza nel mondo. Non c'è una persona più intelligente rispetto a un altro, non esiste. Esistono solo individui che riescono a realizzarlo e altri che no, ma non esistono, non possiamo dire che una persona sia più intelligente. Ci sono infinite forme di intelligenza. Mi hanno invitato l'anno scorso in un convegno di neuroscienze dove parlava del cervello femminile e maschile. Allora parlavano alcuni del cervello maschile e altri del cervello femminile. E io ho detto non è così. Ci sono infiniti tipi di cervello, di neuroconnessione, anche di uomini che si connettono molto bene con i 2 emisferi. Gli artisti, chi usa la musica, chi usa l'arte. Non è questa, è una differenza veramente superficiale. Quando sei omogeneo, quando non sai chi sei, fai le scelte quando segui il branco, che sei una pecora bianca, è chiaro che c'è una differenza così banale tra il tuo cervello e quello di un altro. Ma quando ci differenziamo, quando scopriamo veramente come siamo fatti, facciamo scelte che sono uniche. Quelle scelte uniche in cui sei certo che quella è la scelta tua. Allora puoi tradire la tua famiglia d'origine intendo. E quando tu tradisci la tua famiglia, finalmente sei libero. Perché il vero successo, la vera realizzazione, è un tradimento. Quando tu tradisci la tua famiglia, tu sei te stesso. E finalmente sei nato. La vera nascita è questo. Abbiamo sempre guardato le stelle, no? Infatti le stelle siamo fatti di materiale atomico stellare. Io ho sempre guardato le stelle sin da bambino, ho sempre guardato, è stato fantastico. Quando mi dicevano dove vieni, io sempre mi veniva istintivo no? Fare un gesto così. Infatti siamo programmati continuamente, siamo programmati dalle aure delle persone che sono intorno a noi, siamo programmati chiaramente dai transiti planetari che conosciamo molto bene, siamo programmati anche dai neutrini, piccolissime particelle che sono stati individuati nel CERN di Ginevra intorno al 2000. Raoul Uru, l'uomo che ha conosciuto questa conoscenza, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrarlo prima che morisse, lui teorizzò dell'esistenza di neutrini molto prima e disse il cervello processa un neutrino alla volta e i neutrino provengono
da stelle, da supernove che scoppiano, il quale la loro forza nucleare si esprime soprattutto sulla particella dei neutrini, perciò neutrino porta un'intelligenza, porta un'informazione. Anche se noi isolassimo qualcuno in una galera, comunque si avviene, comunque l'evoluzione non lo lascia. Attraverso i transiti, attraverso i neutrini, il cervello e il corpo umano continuano ancora una forma evolutiva. Perciò siamo fatti di stelle, siamo fatti del 99,99999 di energia e il resto 0,00001 di materia. Siamo in un'illusione, camminiamo in illusione. Che tipo di illusione incarni? Il Sole produce il 70% dei neutrini, il programma, stiamo veramente in un programma, siamo in un programma in cui noi stessi facciamo programmi, i Windows, programmi di ricetta, no? Ma siamo in un programma assoluto. Stai andando troppo, è un po' ritardato. Okay. Questi sono i 4 tipi, come i 4 gruppi sanguigni con cui è suddivisa la popolazione umana. Abbiamo 35% di generatori, 35% circa ancora di 36% di generatori manifestanti, il 20% di voi è un protettore fatto per guidare, fatto per avere visione, e ognuna di queste persone qui hanno domande differenti, molto domande differenti. Il manifestatore si chiede informare prima di attuare, su chi ho impatto, su chi sono efficace. Johnny Depp e John Malkovich sono, per dire, 2 manifestatori. Generatore, no? Chi sono io? Aspettare per rispondere. Dite, uno inizia un manifestatore e l'altro aspetta. E ognuno di voi ha un tipo di movimento esistenziale di quel tipo. Quando sincronizzi la tua coscienza a quel tipo di movimento, finalmente allinei la tua mente al tuo movimento energetico. Che cos'è il cancro? È la vittoria del tuo non essere su ciò che sei. E quando la tua ombra, generata dalla tua mente, dalla tua personalità, ha preso il sopravvento, ci hai dato così tanto nella tua distorsione con la tua personalità che hai distrutto il tuo corpo biologico, l'hai acidificato, l'hai catabolizzato, l'hai stressato così tanto che hai perso la connessione con la tua essenza, con la tua origine, con la tua verità, con quello che sei. Una sola cura esiste, essere te stesso. E quando l'hai trovato cominci ad amarlo e non c'è da confrontare con qualcun altro, nessuno mai sarà come me. Come nessuno mai sarà come lui. Assolutamente. Io sono unico, come siete voi unici. Non c'è da giudicare nessuno e neanche da giudicarci. È uno sforzo incredibile. Chi stai a giudicare? Qualcuno che non conosci? Vuoi odiare qualcuno che manco sai chi è? Che fatica. Anche le persone noi non le conosciamo mai. Noi le immaginiamo. Noi immaginiamo gli altri che siano così o in quel modo. Tutte cazzate, tutti giochi della mente, ma dalla mente non ci puoi uscire finché non ti allinei alla tua natura. E tutti i tipi di medicine che ci sono utilissimi finché non ti svegli, ma non puoi essere un malato cronico, non puoi essere qualcuno che prende pasticche, farmaci, terapie tutta la vita, se no non stai vivendo. Stai facendo la coscienza di Zeno, che non ha niente a che vedere con la vita e con la salute. Vivere e fluire. Vivere e creare e divertirsi. E alzarsi al mattino che puoi stringere il pugno così e senti che c'è la forza vitale dentro di te. Ho 49 anni. Sono più forte adesso di 12 anni fa. Non c'è confronto. Ogni volta che la mia verità, che approfondisco la mia verità dentro di me, il mio spirito rinvigorisce. La forza è la qualità numero 1, è il denominatore comune di tutte le qualità. Se non sei forte, non sei niente. Puoi essere intelligente, puoi avere tutte le informazioni che vuoi, ma se perdi la forza, sei finito. Guardate i vegetali, come perforano il cemento sulla strada. Come fa? Forza vitale, la magia. E non è una magia, è biologia. È fisica, è la vera fisica. Vedere che la forza vitale è più forte di una forza artificiale. La forza artificiale è effimera, è superficiale, cade con un niente.
ma è la forza vitale quando tu ti allinei alla tua forza vitale. E c'è la possibilità, e io vi offro di conoscere il disegno umano, è gratuito. Poi se lo vorrete approfondire, c'è un libro che ho scritto che si chiama The Revelation of Rauru, 16 euro, potete approfondire così. Se cercherete un analista lo troverete nella vostra zona dove vorrete. Sentirete voi cosa vorrete farci. Ma è veramente fantastico. Allinearti a chi sei, vedere tu esattamente come funziona. Vedere Bill Gates e vedere tutti i suoi meccanismi. La Madonna, che lei cerca di dimostrare il suo valore, lo vedo chiaro. Una persona che ha un problema con ego. Prima io e io sono la prima donna. È proprio scritto qui. La sua personalità, non dico la sua essenza, dico la sua personalità, dove lei si identifica solo nella sua parte conscia. Io voglio essere la prima, voglio essere quello che colpisce, voglio essere quello che crea lo shock. Infatti, ha un numerino qui che voi vedete, no? Che è proprio fatto e strutturato per fare in quel modo. È per sentirsi la principessa della situazione. È vittima della sua stessa personalità. E non è una garanzia di felicità, assolutamente. La vera abbondanza è quella dello spirito, non c'è verso. E lo spirito poi crea anche l'abbondanza materiale. Io ho conosciuto l'abbondanza materiale quando mi sono connesso al mio spirito, quando ho cominciato ad amare quello che facevo e di conseguenza che era connesso con quello che ero. Ecco perché molta gente conquista grandi ricchezze e poi le perde. Perché le ricchezze che hanno conquistate non erano l'espressione della loro identità. Non erano supportate dalla loro energia. Così come quelli che vincono i biglietti alla lotteria in America, tutti li hanno perso tutti i soldi, mi sa che la maggior parte sono anche morti di morti atroci. I soldi sono un'energia allucinante. Se le fai con la tua essenza, con la tua identità, sono benedetti. Ma se sono sporchi o comunque siano non dovuti, possono annientare la vita, assolutamente. Io preferisco non compro mai un biglietto alla lotteria. Non lo voglio vincere, perché ti devi preoccupare quando lo vinci. Sì. E qui abbiamo Gandhi, no? E Gandhi è fantastico perché è tutto scritto. Vi racconto la sua storia nel suo disegno. Alla porta dell'amore universale, porta 15, Gene 15, il canale del lottatore. È un generatore, la sua strategia di vista è rispondere. Molte persone che sono qui in sala fanno poi molte volte fanno così, se no, i vostri compagni, fidanzati, amici, sentite questa cosa? Ogni tanto, molta gente fa questo suono qui. Allora gli arriva il sergente e gli dice, alzati. E lui mica aveva calcolato, E lui fa, non mi voglio alzare. Il sergente in quel momento gli fa il più grosso favore della sua vita. Pensate come il nemico diventa, al di là a livello superiore, un fratello di anima, in cui si erano già accordati prima. Credetemi. Bisogna andare oltre a ciò che vediamo in superficie, che veramente a volte il tuo nemico non lo è assolutamente, e che a volte il tuo apparente amico è quello che ti fa un più danno. Ti fa perdere tempo, non ti stimola. È dipendente da te, o tu sei dipendente da lui. Quando cresci, quando ti evolvi, non è mai un nemico, è un master. L'amore universale, il canale del lottatore. Perciò il sergente lo istiga ad alzarsi e lui decide, no. Quando un generatore, uno come questo, dice no, neanche con le cannonate lo smuovi. E lui ha piegato l'impero britannico, semplicemente dicendo no. Si è connesso al suo centro di autorità interna, che non ha niente a che vedere con la consapevolezza e col vedere, ma dove lui prende energia, dove lui centra il suo chi. E tutti quanti voi avete quel centro. Tutti quanti voi avete quella parte organica dove connettervi e dire che siete voi. E da lì potete andare a prendere la vostra verità, anche se tutto il condominio è contro di voi. Sì, o chiunque sia. Oppure sentire che siete d'accordo con gli altri, ok. Oppure sentire come non volete partecipare o partecipare, non è un fatto personale. Quando ti connetti alla tua verità, diventa una vita impersonale. E di conseguenza, quando tu fai una vita impersonale, vivi senza conflitto. Sei nella tua verità, sei nel tuo spazio. Poi finalmente sei un figlio fatto in questa modalità, sai come parlare con lui. L'applicazione di Human Design è elevatissima. A livello personale, nella relazione con la fidanzata, con tuo figlio, sul lavoro, capire chi sei tu, ma chi è l'altro. Smetti di immaginarlo finalmente. Quando ho visto la carta di mio padre, che ho avuto il solare e sono riuscito a vedere, wow, mi si è aperto un mondo. E ho visto che credevo che ero io, lui che mi rompeva le palle, ma ero io che rompevo le palle a lui.
Allora ho visto anche come lui erano per me. Ho visto il conflitto, ho visto le connessioni che c'erano, queste porte qui, vedete queste mezze righe rosse e nere, che cercano delle connessioni con qualcun altro dall'altra parte. Perciò vedevo proprio la natura, ho visto la natura del rapporto che avevo con lui. È la scienza della differenziazione. Siamo differenziati, siamo qui per essere ciò che siamo. Non c'è un'altra possibilità. Altrimenti puoi anche accontentare di qualcosa che non sei tu. Ecco Freud. Freud è un generatore molto interessante, Freud mi diverte tanto. Perché è stato un genio, chiaramente parliamo di inconscio e tutti ci possono comprendere, se usiamo la parola inconscio lo dobbiamo a lui. Perciò tutti nel tempo, i grandi geni hanno dato il loro contributo, non si può dire che un genio sia migliore di un altro, possiamo semplicemente dire che quando uno esprime se stesso, ha vissuto, ha fatto il viaggio che doveva fare. Qui abbiamo qualcuno che ha nel gate, nel gene 13, ha il modello di ascolto. Questo è strutturato geneticamente per captare ascoltando, non ascoltando come possiamo fare la maggior parte di noi, per captare attraverso il suono e l'ascolto la verità degli altri. Perciò lui è uno psicologo viennese, no? Austriaco. Si mette lì e comincia a ascoltare le storie degli altri. No? Le sente e comprende che le persone dicono qualcosa, ma si comportano come un altro. Come diceva anche Jean-Paul Sartre, no? Ogni tanto c'è qualcuno dentro di me che si desta e prende e fa un'altra scelta. E lui si rende conto, attraverso il modello di ascolto che ha, lui ha scoperto, ha gettato le basi della psicologia con l'ascolto. Quest'uomo nell'ascolto è come Dio, sa ascoltare la verità, sa ascoltare attraverso le parole, i racconti degli altri, il senso. Non a livello operativo, il senso. Ok? Dopo è strutturato con questo canale che voi vedete, 2750, che è il canale della cura, ma anche il canale di una sessualità indifferenziata. Quello è il canale primordiale del sesso, perciò il canale del sesso delle pecore. Cosa fanno le pecore? Chi capita, capita, giusto? Quello è un canale che è nato a livello della specie umana per sopravvivere, per portarci qui a livello evolutivo. Non ha niente, questa è una sessualità istintiva, vedete, questo è il sistema immunitario, che non ha niente a che vedere con una sessualità emozionale. Noi adesso vogliamo vivere le emozioni, i sentimenti. Cristo porta 2500 anni fa il plesso cristico. Infatti si chiama il plesso solare, il plesso cristico. Ma questa arriva prima, arriva dopo. Noi stiamo lasciando la mente per finalmente ascoltare e vivere le emozioni. Ok? Lui, che chiaramente è strutturato per avere questo tipo di percezione, è da lì che dice, ma tutto è sesso? Perché? Perché quando tu sei vicino a un individuo del genere, il velo arico, bastano 4 metri. Si siede vicino a te e tu gli racconti una storia sessuale e senti qualcosa di sessuale, un po' di animale. Perciò tutte le pazienti sognavano e desideravano istintivamente una sessualità con Freud. E perciò lui portava questo canale, questo archetipo, all'interno e lo trasmetteva alle persone circostanti. Nessuno è un'isola isolata, siamo tutti in connessione. Ogni volta che ti entra qualcuno nel tuo spazio, 4 mesi, tu bevi il tuo caffè al bar e c'è qualcuno a fianco che vuole ammazzare la moglie, ti arriva. Ha un pensiero, un qualcosa, a livello di una frequenza energetica, ti arriva. E comunque sia, tutte queste porte che voi vedete cercano un elettromagnetismo, cioè un contatto, una connessione con l'altro, perché noi attraverso le relazioni ci evolviamo. Perciò la teoria di Freud sul sesso è quella in cui lui ha cannato. Non è proprio tutto sessuale, ma lui la portava dentro. Ecco perché a volte le verità sono veramente molto individuali, no? E molti scienziati e ricercatori hanno fatto qualcosa di personale, anche se noi creiamo sempre la materia. E per lui è veramente così, ma come? Io lo vedo, lo sperimento. Ma abbiamo anche visto a livello di particelle che le particelle non si comportano tutte nella stessa maniera, che se le osservo io si comporteranno in un modo, se le osserva Francesca si comporteranno in un altro, perciò noi siamo veramente creatori e possiamo modificare la materia, ok? Ne possiamo modificare la realtà. Ok, allora il disegno umano cosa fa? Human Design System ti permette di vedere come tu interagisci con la materia e di come tu influenzi il tuo comportamento e il comportamento degli altri in tua presenza. Come gli altri
ti sentono, come gli altri ti avvertono. Wow. Cioè, lo vedi chiaro, non è un'idea, è un sogno del cervello. Lo vedi proprio chiaro e vedi che puoi sentire che è così. Infatti il disegno umano non va dimostrato, uno lo prova. Quando vedi a che tipo appartiene, cominci a connetterti con quelle parti. Qui c'è Manuela che conosco da quanti anni? Il disegno umano funziona? Lei lo conosce, altre persone che sono qui, chi conosce il One Design? Come è stato per voi? Ok. No? Perciò è veramente un sistema pratico, cognitivo, in cui puoi arrivare a vedere esattamente la tua struttura. Qui abbiamo Van Gogh. Ok. Questo è un qualcuno? È un generatore sacrale che ha l'amore per Dio. Questo è l'amore per il divino. Infatti tutta la pittura di Van Gogh è assolutamente un'espressione divina. Lui dipinge la natura per parlare di Dio. È anche figlio di un sacerdote protestante, no? Lui ha provato a parlare, a comunicare la parola di Dio, ma alla fine gli hanno detto al padre: fallo smettere che è un rompiballe. Sì. Faceva, no, i sermoni alle persone e non andava bene, considerando poi che è un tipo che non deve iniziare. Questo è un essere di risposta. La sua strategia di vita è quando lui, correttamente, per evitare la frustrazione, quando lui va in risposta, si rifugia nella sua mansarda e comincia a disegnare. E comincia a disegnare la percezione che lui di Dio aveva. È per questo che i Van Gogh, perché cosa hanno? Perché sono così speciali. Ci sono infiniti pittori, bravissimi, ma perché la pittura di Van Gogh? Perché esprime Dio. E lo esprime, e lui è strutturato in quelle pennellate. Se voi vedete, se andate al museo di Amsterdam e vedete i suoi quadri, la gente piange a guardarli quando si avvicina, perché l'energia è carica del suo spirito. E tutti quanti noi possediamo uno spirito unico, in cui possiamo creare, influenzare la materia e renderla eterna per sempre. Ed essere dei, quelli che siamo dei dei. E vedere questo aspetto qui, è questo che fa la differenza. Scoprire la tua unicità, scopri chi sei e ama chi sei, questo, e ama chi sei veramente, e questo è il messaggio di Raoul Rouleau. Quando ho conosciuto là, 12 anni fa, lui è un manifattore incredibile, è uno degli uomini con l'aura, con l'energia più potente, uno dei più potenti che abbia mai incontrato, ne ho visti due così. Il mio maestro di arti marziali è lui, che ha una frequenza, una potenza incredibile. E lui ha dato tutta la sua vita a questa conoscenza, tutti i soldi che ha guadagnato li ha tutti investiti e ha tradotto tutto il materiale in tutte le lingue. E quando ho sentito l'impatto che ha avuto, mi ricordo quando gli diedi la mano, era il giorno del suo compleanno, e tutte le persone erano in fila per salutarlo, lui era seduto, aveva suonato un po' la chitarra perché era un gran musicista, adorava la musica. Ci diamo la mano e lui mi alzò gli occhi e mi guardò, me la tenne così. Le mie dita fino al gomito vibrarono almeno per un quarto d'ora. Io la notte andai in albergo, ero in Spagna, io di solito dormo sempre bene, posso dormire anche per terra, io dormo comunque, no? Ero anche stanco, avevo viaggiato. Io sono rimasto sveglio fino alle 5 di notte. L'impatto cellulare che avevo avuto. E noi abbiamo tutti un impatto cellulare. L'impatto che noi abbiamo sugli altri. Grazie. L'impatto che abbiamo sugli altri è strettamente legato a come noi siamo connessi alla nostra natura. Quando tu vivi il tuo film, quando sei connessa al tuo film. E questa è la pace. Van Gogh, perché tra l'altro Van Gogh poi fa quella fine, fa quella scelta, non so se sapete, la vera morte è sua. Perché lui si chiama Vincent, ha perso un fratello che si chiamava Vincent, e l'altro fratello, e lui perciò diventa un figlio sostitutivo. Suo fratello muore e lui prende il nome del fratello. Ok? Perciò lui prende questo carico di figlio sostitutivo, mai chiamare un parente, un figlio con il nome di un parente morto, insomma, questo immagino che lo sappiate. Quando nasce un nipote dell'altro fratello che si chiama Vincent, lui dice: io non servo più, e lui, paf, è ucciso. Questa è la morte di Van Gogh. Martin Luther King è un lottatore o no? 38-28, la lotta, il canale della lotta. Questo è strutturato per lottare. Vagli contro il muro. Era carismatico o no? Alla grande. 20-34, canale del carisma. E soprattutto era
una struttura tribale. Infatti questo canale qui, che c'aveva anche Freud, è prendersi cura, nonché della sessualità indifferenziata, mi prendo cura lottando della gente che fa parte della mia tribù. Perciò vedete come sostanzialmente possiamo essere interpreti e recitare tutto un programma che incarniamo senza esserne consapevole, e te lo puoi vivere con sofferenza perché ha pagato con la vita. Puoi aiutare gli altri, ma non fare la fine di Prometheus, non farti mangiare il fegato. Ok? Qualunque tipo di lavoro, dai quello che puoi, ma continua il tuo viaggio. Nessuno di noi mai cambierà il mondo. Ma se diamo ognuno il nostro contributo, in cui mantieni il giusto scambio, energia, materia, puoi fare una vita che deve essere chiaramente duale. Dare con amore e ricevere anche con amore. Perché sta vita è fantastica. Io trovo che sta vita e sto mondo è bellissimo. Ed è giusto una botta di qua, una botta di là. Picasso lo adoro, no? All'inizio non l'avevo mai capito. Io ho conosciuto l'arte e ho conosciuto imparando a vedere la mente, la psicologia, la genetica di questi individui. E quando ho visto il suo disegno, un proiettore col canale della struttura, nonché fatto per l'astrazione, questo qui ha proprio ha un canale astratto, vedete quello lì in alto, rosso e nero, 64-47, che è il canale dell'astrazione, proprio il canale degli artisti, no? E dopo è fatto per strutturare, quel canale che vedete sotto, poi che collega quel triangolo alla gola, ok? Quel 43-23, è struttura. Perciò questo è qualcuno che prende l'astrazione e la porta dopo in consapevolezza nella gola, no? E comincia a strutturare. Infatti la sua pittura è struttura. Ma qual è il genio della sua? Vedete? Apparentemente questo c'ha solo 3 centri. È chiaro, questo quando tu nasci con un disegno così, con così tante aperture, vuol dire che qui sei molto predisposto al condizionamento. Ok? Perciò sei molto predisposto a ricevere la pressione degli altri, l'emozione degli altri, ok? La forza vitale degli altri, il tipo di amore degli altri, e qui non capisci mai chi sei. No? È come un Pirandello, uno nessuno 100.000, ha in comune con lui il centro G della direzione. Perciò nel libro di Pirandello, lui entra, sta con gli amici e dice: qui sono in un modo, vado nel bagno, mi guardo allo specchio e sono in una, ma chi sono veramente? Chiaramente lui non ha mai conosciuto la risposta, ma la risposta sua era qua, il centro dell'identità, che si fa influenzare dall'identità degli altri. David Bowie, ok? Il mio mito. Mio, che nessuno si permettesse, questo è il mio. Centro G aperto. Cosa ha fatto in tutta la sua vita? Ha interpretato tutti. Non ha ogni CD un personaggio, un ruolo differente. Lui cercava se stesso. Perciò attraverso recitare e interpretare la musica, e questo è anche il senso dello spazio dell'ambiente, ha recitato tutte le persone che lui poteva essere, finché lui ha trovato se stesso quando ha conosciuto la sua moglie Iman, in cui ha conosciuto l'amore. Ha smesso col suo gioco di personalità, di identificarsi in tutto quello che non era. Perché tutto quello che è bianco è tutto quello che non sei. È la nostra mente che vuole compensare attraverso il famoso giochino della metà della mela, no? E riempire questi spazi. E noi scegliamo le relazioni per compensare tutte queste mancanze che crediamo che siano mancanze, mentre non le viviamo come esperienze, come centro esperienziale, laboratorio esperienziale. Questo è il senso. E non da cercare di diventare schiavo di qualcuno e far diventare tu schiavo, e viceversa, far sì che l'altro diventi il tuo schiavo. Tutte le relazioni sono così. Il 90% è gioco di compensazione. Mantienimi tu che ti tengo anch'io. Lo vedo chiaro, quando vedo 2 carte vedo benissimo il gioco qual è. Ma questo non è amore. Assolutamente. Questa è solo mondanità. Questo è solo un gioco di sopravvivenza. Che dura poco. Dura poco nel cuore, quel poco di quei 6 mesi ormonali. Ma dopo può durare 40 anni, 30 anni, 20 anni.
e lì ti sei bloccato. E ti assicuro che quando sei bloccato da una relazione ti fotte la vita. Quando la relazione è sbagliata, io ho visto gente liberarsi e diventare ricchi. Ho visto gente liberarsi continuamente quando la relazione è sbagliata e guarire la loro salute. La famosa vedova allegra, muore il marito, wow, rifiorisce. Non è una battuta, ma è così, no? No? Perciò è tutto un senso, no? Comunque sì, quanto è importante scegliere correttamente le relazioni. E ognuno, quando sai dove andare a prendere dalla tua autorità interna, per come sei fatto, puoi scegliere la giusta percezione che rappresenta, che è legata alla tua struttura, e non a false percezioni emozionali, che sono semplicemente esperienziali, oppure sacrale, oppure di ricerca di valore, di direzione. Questo è qualcuno che non aveva proprio il senso della direzione. Ecco perché è geniale Picasso, perché la sua visione ha dimostrato attraverso la sua pittura che lo spazio non è vuoto. Quelle linee che collegano gli oggetti e che collegano gli orizzonti denotano chiaramente qualcuno che vede che tutto è iperconnesso. Perciò l'arte di Picasso è estremamente scientifica, tutta l'arte che si realizza esprime concetti profondamente scientifici. Anzi, l'arte, la differenza è che l'arte è un passo più avanti. Gli artisti hanno qualcosa, una marcia in più, non c'è verso. Magari non sono coscienti al momento, ma quello che fanno sono dei canali incredibili e sicuramente più evoluto rispetto alla ricerca un 2 più 2 fa 4. Beh, anche la matematica a certi livelli può essere arte, questo è vero. Volete la storia di Michael Jackson? Michael Jackson, poi lo lascio. Vedete? Appartiene all'1% della popolazione. Ok? È un riflettore. Perciò questo è tutto aperto. Questo entra qui e diventa come noi. A fianco c'era il gruppo dei pizzaioli e quello va di là e diventa un pizzaiolo. Sì. In qualunque tipo di ambiente questo si infila, si identifica completamente nel campo energetico, quantistico e nonché genetico, del pool genetico che c'è in quel campo. Infatti, se avete notato, cosa fa? Lui vive in America, giusto? E comincia a avere a che fare col mondo di plastica di Hollywood, no? Tutto un mondo falso, che è il mondo dello spettacolo, ce lo può dire molto bene, è tutto un gioco di compromessi pazzeschi, ok? Allora, lui entra lì e dice, oh, ma qua c'è qualcosa che non va bene. Perché mi guardano strano? Perché così? Forse sono troppo scuro, no? E comincia a cambiarsi il colore della pelle. Poi, ma forse il mio naso è un po' troppo a patata. Allora comincia a farsi il naso. Ripeto, la categoria di quest'uomo è il riflettore. Perciò lui riflette tutto il campo, la sua domanda è chi sono loro. Lui riflette continuamente il sistema. Com'è il sistema, secondo voi? È sano o malsano? È chiaro, no? Perciò lui vede e ne fa un fatto personale di come sta. E perché si crea Neverland, la famosa isola dei bambini, dei ragazzi? Perché i bambini e i ragazzi hanno energia pulita. Perciò si crea una sua isola barricata e si mette lì. Non era pedofilo, semplicemente che lui si è talmente identificato com'è, è diventato anche lui un adolescente di 15 anni. Solo che la sessualità di un uomo, anche dal punto di vista morfologico, di un uomo di 40 anni, non è quella di un uomo di 15 anni. Questo è dove lui è caduto. Questo era completamente inconsapevole di quello che stava succedendo e di quello che stava vivendo. È successo quello che è successo, ma questo è stato lo spirito con cui lui l'ha fatto. Nella totale inconsapevolezza e totale immedesimazione dell'ambiente dei bambini che c'erano in quello spazio. La vita non è una certezza, ma l'ignoranza non dà scampo. Non c'è verso. Se tu non sai di te, come sei fatto, a qualche livello della nostra esistenza, veniamo piegati. L'unica cosa che merita di essere compreso è veramente chi siamo e comprendere le leggi della natura, in cui chiaramente non possiamo tradire e cui dobbiamo rispettare. C'è una grande umiltà in questo.
E l'amore per noi stessi sicuramente è lo strumento più potente che c'è per lavorare sulla destrutturazione della nostra personalità. Conflitto tra ego, tra personalità dell'ego e ciò che siamo veramente è di tutta la storia. E allenare la nostra mente, immaginate che per diventare un pianista ci vogliono 7 anni di base. Vuoi imparare il Kung Fu? 7 anni. Qualsiasi cosa tu vuoi imparare, per diventare quella cosa, metterla dentro nel tuo corpo, nel tuo cervello, ci vogliono 7 anni. 7 anni impari qualcosa. Hai una base. 14 anni, 2 cicli da 7, sei un esperto. A 21 anni sei un maestro. Sei un chiropratico, 21 anni che lo fai, tu tocchi la spalla di qualcuno e quello è guarito. Avete visto quelli che dicono, ma quello fa la magia. Quello è veramente bravo. Quel chirurgo, quel medico, qualunque sia, quell'artista, vuol dire che lo fa da tanti anni. Quando uno ha l'informazione non più nella mente, ma l'ha processata talmente dentro di voi, come voi nei vostri lavori, qualunque tipo di lavoro che fate, se lo fa da così tanti anni, siete diventati voi stessi dei creatori. Non è più quello che fate che fa la differenza, è che siete voi che lo fate, che toccate e modificate quella cosa. Provate a fare la lasagna di mia madre, non ci riuscirete mai. Ok? E anche se mi dà la ricetta, io la cerco di replicare, non funzionerà. È tutta energia. E chiaramente, per quanto io posso imparare ad allenarmi, ma c'è una differenza, che come io sono strutturato nel mio disegno, mi dà delle caratteristiche specifiche e uniche. Nessuno è tutto. Human Design ti insegna proprio questo, a vedere chi sei, come tu funzioni, e a mostrarti che nessuno è tutto. Ma va bene così, perché io so bisogno di qualcosa, e so che Emanuele è brava in fare questo, vado da lei che so che è la migliore in quella cosa. Io voglio avere il miglior dentista, voglio avere il miglior medico, voglio avere il miglior terapeuta, voglio avere il miglior giornalista. Quando ho bisogno so che vado dal top che c'è di là, perché vedo, no, è inutile cercare di imparare tutto. Non ha senso. Diventa bravo in quello che sei, scoprendo quello che sei. E poi esperienziando tutto quello che c'è da sperimentare di bello intorno attraverso gli altri, chiaramente che va vissuto a livello esperienziale. Volete sapere? Ho 5 minuti, parlo di lui. No? Quando ho visto il suo disegno avevo già il sospetto. Johnny Depp è un manifestatore come lui, non vuol dire niente, non è che, no? Non è che c'è un tipo che appartiene più a una categoria rispetto a un altro. Allora, lui ha il complesso di Edipo, è proprio geneticamente strutturato per essere edipico, ok? Perciò, cosa vuol dire? Che nell'inconscio tutti gli altri maschi vogliono prendersi sua madre. Nonché al canale del giudizio e della correzione. Quello è il canale che corregge. Perciò, voi sapete che lui tra l'altro era di origine un po', no, in parte ebraica, no? Giusto, bene. Chi è Edipo? Conflittualizza con chi? Col padre. Perciò, perché lui odia gli ebrei a pelle? Perché lui ce l'ha dentro, per risonanza, odia suo padre e odia tutti quelli che appartengono a quel tipo di frequenza, a quel tipo di risonanza di energia. E di conseguenza cosa fa? Piazza pulita. Questo è il canale della dissoluzione, ecco come l'ha fatto. Genio, questo è il canale del genio militare, genio istintivo, ok? Con il canale del giudizio nonché della dissoluzione. E qui avete visto un genio come utilizza male il suo potere di distruzione e di giudizio. Questo è semplicemente la struttura, la personalità, l'inconscio. È come a livello genetico tutte le energie confluiscono dal punto di vista meccanico nell'essere. Poi c'è tutto il passato individuale che non bisogna dimenticare, che è tutta un'altra storia. Ok? Tutti gli eventi esistenziali che sono trascorsi nella vita di un individuo. Non voglio chiudere con la sua faccia, con tutto il rispetto, niente. Lui ancora, Johnny Depp, un canale profondamente emozionale. Qui abbiamo un altro individuo
Prego. No, no. E il Papa però l'ho visto, era un generatore. Non mi ricordo bene il suo disegno, però sono un po' allergico. Farò una terapia dopo, mi darete uno spruzzino. No? Io a 9 anni sono entrato in chiesa, questa è una storia vera, ho degli amici che possono confermare, dovevo fare la prima comunione. Avevo fatto solo 2 lezioni di catechismo perché non ci volevo andare. Io sono nato a Lyon, in Francia, Cattedrale di Lyon, Saint-Georges, sono entrato dentro. C'erano 400 persone, 20 famiglie, 20 persone per famiglia. Quando è arrivato il chierichetto mi ha detto mettiti in ginocchio, poi confessati e di i tuoi peccati. Gli ho detto scusa, io 9 anni, cosa posso aver fatto? No? E mi ha detto no, ma si fa così. E dopo vai a prendere l'ostia. Ecco, io vado a prendere direttamente l'ostia. E lui mi fa, ma tua madre chi è? È quella signora lì, no? Lui va da mia madre mi chiama. Cosa c'è Nicolà? E lui, ma questo è suo figlio, è un po' strano. E gli faccio, ma guarda come sei vestito. No? Ho detto, no? E gli dico a mia madre, ma dove mi hai portato? Ma che posto è? No? E da allora non ho fatto la prima comunione, mi sono messo da parte. Mia madre mi ha semplicemente chiesto di non fargli fare brutta figura. No? E io non ho più avuto a che fare con quel mondo. Ma è una scelta. Ma perché? Perché io non sono contro di loro. Io sono un eretico. Io porto l'eresia alla libertà, l'individualità. Io non c'entro niente con quel mondo lì. Ma ok, è stata un'esperienza religiosa del passato, storica, che ci ha portato comunque a una forma di evoluzione. Ma sento che non rappresenta il mio spirito. L'ho sempre sentito e così sono andato. Qui abbiamo qualcuno di profondamente emozionale, no? Perciò, ecco perché questi soggetti, se voi avrete un disegno con questo tipo di centro attivo, avete sempre questi cambi di umore. Questi sono quelli che a volte vengono classificati, che ne so, bipolare o di altro tipo, ok? Ma semplicemente questi vivono su delle onde, come su una tavola da surf sul mare Atlantico. Quando sei consapevole, dico bene Tatiana? Ci siamo visti Tatiana, dopo tanti anni conosci il disegno umano. Perciò se questo individuo sapesse di funzionare in questa maniera, quando prendi consapevolezza no, impari a gestire finalmente com'è il tuo movimento. E non c'è bisogno che ti attacchi più a una bottiglia, a una dipendenza. Conoscere te stesso è il vero controllo. Grazie per l'attenzione, mi sono divertito. Grazie.